Non indosseranno una divisa, ma lavoreranno 24 ore al giorno. La società Est Ambiente ha annunciato così il nuovo progetto che coinvolge 180.000 api, con l'obiettivo di analizzare l'impatto ambientale del termovalorizzatore padovano di San Lazzaro. Perché proprio questi insetti? Le sostanze presenti nell'ambiente si accumulano facilmente all'interno degli alveari, sulle api stesse e sui loro prodotti come cera e miele, rendendo facile il recupero di campioni altamente rappresentativi da analizzare. Le api sono inoltre considerate molto sensibili ai cambiamenti ambientali causati da agenti inquinanti e possono quindi segnalare subito, attraverso i livelli di produttività o l'aumento della mortalità, eventuali squilibri per l'ecosistema e anche per la salute umana. Con queste analisi sarà quindi possibile valutare la presenza di agenti inquinanti come pesticidi, metalli pesanti, idrocarburi, policiclici aromatici, diossine e PCB. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 4 maggio 2023. La prima notizia del giorno riguarda le 180.000 api sentinelle a controllare il termovalorizzatore di Padova. Il progetto Capiamo è un monitoraggio volontario attivato da Est Ambiente, appartenente al gruppo ERA e società che gestisce appunto il termovalorizzatore di Padova, in collaborazione questo progetto con Apicoltura Urbana.it, per aggiungere un livello di sicurezza ulteriore ai controlli già normalmente previsti per legge. Lo spiega Gabriele Pipia nel suo articolo per il Gazzettino di oggi. La struttura di Padova sarà monitorata quindi dagli insetti col progetto di Est Ambiente e Cultura Urbana, installati 3 alveari. Sono considerati molto sensibili ai cambiamenti ambientali causati da agenti inquinanti dannosi anche per l'uomo. La scelta delle api come sentinelle ambientali discende quindi dalle loro caratteristiche, per molti aspetti uniche e particolarmente adatte al biomonitoraggio, spiegano i promotori del progetto. Si tratta naturalmente di un elemento aggiuntivo di sicurezza ambientale, ma anche di uno strumento di trasparenza e confronto con la comunità, dal momento che, spiega l'amministratore delegato di Est Ambiente, verrà data la massima divulgazione dei risultati. Si tratta di un'azione già sperimentata con soddisfazione in altri impianti di Est Ambiente, perfettamente in linea con i valori della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente su cui si fonda l'operato, conclude la società. Questo quindi per quanto riguarda il termovalorizzatore di Padova. Proseguiamo la rassegna stampa di oggi, sempre sulla stessa pagina del Gazzettino, con un'altra notizia che riguarda gli animali, in questo caso di taglia un po' più grande delle api. Orso avvistato sull'altopiano di Asiago nel Vicentino. La notizia anche sui quotidiani del gruppo Gedi: segnalato un orso sull'altopiano di Asiago lo scorso weekend, questo è il titolo, e sul Corriere del Veneto spunta un altro orso, stavolta sull'altopiano. Il sindaco dice è una minaccia come i lupi. Dopo le impronte scoperte a Tambre, 2 vicentini hanno allertato i forestali. C'è anche una foto, una sagoma che sembrerebbe quella di un orso, è visibile nella foto scattata nei giorni scorsi da 2 escursionisti. Si ripresenta la preoccupazione legata alla presenza di questi animali, ha dichiarato il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern, anche se escludo possa esserci il pericolo che si formino comunità di orsi sulle nostre montagne. Tuttavia, trattandosi di montagne fortemente antropizzate, caratterizzate da un'attività turistica molto vivace, l'orso potrebbe comunque rappresentare un problema, esattamente come lo sono i lupi. Verifiche in corso da parte dei carabinieri forestali che dicono: abbiamo fatto alcuni sopralluoghi ma non abbiamo trovato tracce organiche e quindi non abbiamo potuto verificare alcuna presenza.
Dice sui quotidiani del gruppo Gedi il tenente colonnello Luca Stella, comandante del gruppo Carabinieri Forestali: la presenza dell'orso non è impossibile, ma va verificata anche alla luce della suggestione che hanno creato i recenti fatti di Trento. Non si tratterebbe comunque del primo avvistamento sull'altipiano, si tratta in genere di esemplari maschi che si allontanano anche parecchio dalla zona abituale di vita, il Trentino in questo caso, dove tornano poi nella stagione degli accoppiamenti. Voltiamo pagina, sempre in montagna, parliamo però dello sci, il Dolomiti Super Ski, la stagione dei record per gli impianti sciistici, ma il vero primato è quello degli aumenti, scrive il Corriere del Veneto di oggi. Da novembre gli ski pass costeranno ancora di più. I rincari sono dovuti all'inflazione, ai costi cresciuti per gli operatori, leggiamo, sono previste agevolazioni, sconti per chi compra online e per le famiglie. Si pensa già quindi alla prossima stagione sciistica. 80 euro il costo di una giornata sugli sci a partire da novembre, l'aumento è dell'8% e si aggiunge a quello già applicato da quest'anno. 3,5 milioni invece gli sciatori che nella stagione invernale hanno utilizzato gli impianti di Dolomiti Super Ski. La migliore stagione invernale di sempre, dichiara Dolomiti Super Ski, appunto il maggiore comprensorio sciistico d'Italia che riunisce 12 consorzi tra Belluno, Trentino e Alto Adige. Aumenti su tutta la linea. Rispetto all'inverno 2018-2019, fra fine novembre e il 1 maggio, gli impianti hanno registrato una crescita del 6,4% di passaggi, con un totale appunto di circa 3,5 milioni di sciatori. Gli ski pass venduti sono aumentati addirittura dell'11,2%. Di conseguenza sono diventati molto più significativi anche gli incassi e però evidentemente non basta, perché gli aumenti poi dei prezzi sono già stati previsti per la prossima stagione. Lo sci quindi sempre più costoso. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con altre due notizie che riguardano, nel primo caso, la salute. Aumentano i casi di scarlattina in Veneto, oltre 1500 casi da inizio anno, il picco è stato rilevato a marzo, leggiamo sui quotidiani del gruppo Gedi e anche sul Corriere del Veneto, in un articolo di Michela Nicolussi Moro: l'allarme, bambini colpiti dallo streptococco, 1500 casi di scarlattina in 4 mesi, manca l'antibiotico per la cura. Secondo i pediatri mai vista un'epidemia del genere, tamponi anche in farmacia. La regione alle ULS dice: a rischio anche gli over 65, crescono contagi ed eccessi, scatta l'allerta nelle case di riposo. L'allarme dal Ministero della Salute era arrivato il 15 dicembre. La diffusione delle infezioni da streptococco di gruppo A stanno provocando nei ragazzini sotto i 15 anni tonsilite, faringite, impetigine, scarlattina. Proprio la scarlattina è al centro di un boom mai visto. Da gennaio ad aprile il Veneto ha registrato appunto 1506 casi a fronte dei 116 rilevati nell'intero 2022. 13 volte di più. Il picco in marzo con 617 pazienti, mentre in aprile il trend ha cominciato a scendere con 317 casi. Vediamo le tabelle pubblicate dai quotidiani del gruppo Gedi del Corriere del Veneto con le segnalazioni annuali di scarlattina in Veneto. La barra più alta è nel 2012 con 1943 casi, un dato che poi cala fino ai 37 casi del 2021 e 116 del 2022 e appunto per poi schizzare alle stelle nel 2023 quest'anno con già 1500 casi nella prima metà dell'anno, anzi nei primi 4 mesi. Voltiamo pagina, sempre sui quotidiani del gruppo Gedi. Il cambiamento climatico in regione, piano Veneto antisiccità, 6 priorità per 400 milioni e torna la diga del Vanoi. Questo è il titolo. Si tratta dei progetti inviati al governo da parte della regione, più precisamente
sono destinati al Ministero delle Infrastrutture guidato dal segretario della Lega, peraltro Matteo Salvini. La Regione ha trasmesso l'elenco delle opere necessarie e ricordano i quotidiani del gruppo Gedi che anche nel mese di aprile il dato sulla pioggia è negativo, meno 24% sulla media. Da ottobre solo 415 mm di pioggia caduti, insomma la siccità è un'urgenza, un'emergenza nel nostro territorio. La notizia anche relativa al piano, insomma anche sulle pagine del Gazzettino: nel piano contro la siccità lo sblocco dei primi fondi, Zaia chiede 274 interventi, domani la cabina di regia, Salvini lancia una dichiarazione polemica, le opere sono bloccate dai signori del no. Inviato al MIT, comunque il Ministero delle Infrastrutture, l'elenco da 1,9 miliardi, i 6 lavori urgenti da Belluno a Caorle. Secondo il presidente della regione Luca Zaia mancano riserve idriche a causa della poca neve di quest'anno. C'è un interessante dato pubblicato sempre sul Gazzettino con il numero degli eventi meteo idrogeologici estremi. Si vede chiaramente un trend in crescita a partire dal 2010 con 22 eventi per arrivare al 2022 con 310 eventi meteo idrogeologici estremi, un trend in crescita praticamente costante. E poi altri dati ancora: 11% la percentuale di acqua piovana che in Italia viene raccolta e immagazzinata attraverso la rete di dighe e invasi. In Veneto, leggevamo ieri un dato ancora inferiore, il 5% secondo Coldiretti. 3,4 miliardi di metri cubi è l'acqua che ogni anno viene dispersa dal sistema degli acquedotti e delle tubature in tutta la penisola. 150 litri la quantità d'acqua sprecata in media da ogni singolo cittadino italiano grazie alle sole perdite sulle reti di distribuzione. 2 miliardi di euro gli stanziamenti del PNRR relativi all'adeguamento e all'efficientamento della rete idrica nazionale. E sempre sul Gazzettino l'intervista a Mario Giuliacci, meteorologo: fenomeni dovuti alle scarse piogge, in estate inondazioni e caldo record, il terreno secco non assorbe le precipitazioni, così si riempiono torrenti e fiumi che poi esondano. Ci aspetta un'altra stagione torrida visti i dati degli ultimi 4 anni e il ritorno di El Niño nell'oceano. Insomma anche quest'estate sarà caldo record. Infine sul Corriere del Veneto ancora una notizia sul piano regionale: 6 progetti anti-siccità, il Veneto ha un piano per non perdere l'acqua, previsti investimenti per 403 milioni, con la dichiarazione del presidente Zaia: la pioggia non basta. 150 milioni di euro, l'importo della diga più costosa è la diga di Vanoi a Lamon in provincia di Belluno, ad uso acquedottistico, irriguo e idroelettrico. Chiudiamo con i dati ARPA: in aprile sono caduti appunto 71 mm di pioggia, la media storica è di 93 mm, si tratta quindi del 24% in meno. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.